Aspettare la fine dei lavori per assegnare la gestione del Mose sarebbe un errore. Ne è convinto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che vorrebbe le competenze affidate da subito al comune. Se l'opera viene finita nel 2018, adesso sembra, ma poi magari mettici che ci si limita un altro po', deve essere cominciata a prendere in gestione adesso per fare le prove, per capire i cassoni che si aprono, si chiudono. E tutta l'idea è il problema del centro mare, cioè delle previsioni delle altezze del mare, sono cose che non si inventano oggi per domani. Quella del comune sarebbe la scelta più logica, spiega Brugnaro, perché abbiamo già al centro previsioni maree e poi perché il Mose, oltre alla sua funzione principale, potrebbe averne altre molto utili a Venezia. Ci può servire per collegare per esempio Punta Sabbioni, Jesolo con Chioggia, nei percorsi lenti della bicicletta sotto. Può essere anche una grande risorsa per la città. Come città metropolitana, inoltre, ricorda il sindaco, dovremmo ricevere per legge le deleghe dell'ex magistrato alle acque, che in gran parte riguardano anche il Mose. Prima ce le danno meglio è, insieme alle risorse, facendo una pianificazione di utilizzo. E poi man mano faremo tutte le correzioni che servono, perché quando comincio a usarlo vedremo di cosa stiamo parlando. Ma sicuramente è un'opera straordinariamente importante nel mondo, non possiamo ricordarci soltanto dei Lazzaroni. Dei Lazzaroni si ricorda invece il procuratore regionale della Corte dei Conti, Carmine Scarano, che all'inaugurazione dell'anno giudiziario è tornato sul tema per denunciare i limiti entro cui è costretto a muoversi. Avevamo accertato gli elementi negativi nella gestione dell'opera già nel 97, poi ancora nel 2009 con una dettagliata relazione, ricorda. Lo sperpero di denaro pubblico si poteva evitare. Purtroppo non abbiamo il potere di intervenire né di emettere sanzioni, le nostre armi sono spuntate.